Buongiorno a tutti, oggi come vedete siamo nella versione invernale, c'è un po' di freschetto e siamo a Tarvisio e stiamo intraprendendo questa bella passeggiata nel naturalmente Tarvisio, che è un parco didattico che noi faremo in parte, come vedete qui dalla cartina. Percorreremo questo tragitto per poi raggiungere il Monte Borgo, quindi adesso vi descriviamo tutto. Simo, guarda, per mostrare ai bambini cervi, Qui avere la fortuna di vederli, chissà. beh, è un bel bestiotto, arriva a 200 kg. Poi ci sono le zone dove fare picnic e qua c'è la nostra amica. Buongiorno. Adesso continuiamo affiancandoli al Rio Borgo. Un po' di storia, informazioni su il cervo e la lince, bellissimo anche per i bambini. Oggi Sì. notate cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo le muffolette Ai piedi, e alle alle mani, perché in inverno i punti a cui fare più attenzione sono l'estremità, no? l'estremità. Una bella cuffietta calda, e bisogna approfittare anche se c'è freddo di portare fuori questi bimbi. Eccoci qua, poi consigliamo dopo la camminata scendere queste scalette, così ci si può rinfrescare le mani e sentire anche la freschezza dell'acqua. Era bello il video. Video? Sì. Ci giriamo? Cosa stavate dicendo? Che dentro la bambina si Abbiamo controlla? provato qua dietro sulla schienetta ed è caldissimo, è una stufa praticamente. Beh, se è troppo stufa dopo dobbiamo alleggerire. No, è giusta, è giusta. Cosa diciamo, Maddalena? Siamo super comodi grazie Sì. a queste premure di mamma e papà. Sì? Lo consigliamo, vero? Ecco, anche la piccolina adesso l'ha visto. Guarda. Sempre là, Guarda Maddalena. Eccolo lì. Bello. Guarda, La codina ha fatto il sorrisetto. che spettacolo, guarda. Guardate che splendida vista. Abbiamo appena visto un camoscio. Anche se Tarvisio non è distante, c'è un silenzio assurdo. E soprattutto il percorso è molto facile su una comoda strada forestale per il momento. Adesso siamo saliti un po' e finalmente si comincia a vedere un bel panorama. Qua alle mie spalle vedete il Florianca, il Lussari e là dietro probabilmente dove c'è un po' di neve la punta del Montasio. Ora ricamminiamo. Ricamminiamo. Continuano le sorprese, Simo. In ogni punto, infatti dopo un primo tratto in salita adesso arriviamo ad un bivio dal quale potete proseguire verso la forestale e fare l'anello del Monte Borgo, oppure come faremo noi prendere Il Sentiero Cai. il Sentiero Cai per andare appunto sulla cima del Monte Borgo. E dopo il cervo e la lince cosa abbiamo trovato? Il gallo cedrone, eccolo L'urugallo, eccolo qua. che si riconosce da cosa? Dal mascara rosso, pensate che particolarità. Mostralo. Indicalo. Non si vede. Ah beh sì, è vero, ma è un ombretto più che un mascara. Ignoranza, sono un Lorenzo, uomo. dai, no. Dai che bello, guarda veramente la candeletta che ha fatto. Sentiamo? Che profumo, Madonna, caspita. proprio di menta, di mentolo. Rilassante. Incredibile, è la pece del pino praticamente, che è una sorta di, come di cera colata dalla candela. Ma un e ha questo profumo incredibile, proprio apre tutte le vie aeree. veramente balsamico. Ecco, il sentiero adesso diventa un po' più stretto, però la vista inizia a farsi veramente stupenda su tutta la Canale del Ferro. Ecco, adesso c'è un punto, un po' da fare attenzione, c'è una piccola scala. Mi metto logicamente dietro. Non mostrare questa cosa qua che ci denunciano. No, dai, è comunque abbastanza sicuro, dai. Che dici, Simo, della scaletta? Dai, sembra tipo Gardaland, potrebbe essere un paragone. Vero, Giacomina? Dai, sei stata brava, casomai chi non se la sente può fare il giro infatti, forse largo. se non si è sicuri meglio fare il giro largo. Ok, guardate che vista. Un po' di frutta secca, anche voi, vero? Frutta secca. Sì, pronta energia Che grappa. e vitamina.
Siamo arrivati sulla cima, non è diciamo così esaltante come le cime che ci immaginiamo, però insomma è molto caratteristica anche perché siamo su un tappeto praticamente di foglie e camminando proprio si sprofonda, sembra di camminare proprio sulla spugna. Fai due passetti? Come i bambini. Sì. Eccoci qua ragazzi, siamo stati fortunatissimi, il tempo ci ha privilegiato di questa fumazza. In sardo quella del mattino la chiameremo Zulentore, il lenzuolo bianco. Se fosse di sera, Zusentore. Wow, Simo, Madonna, che particolarità. Grazie ragazze. Ma guardate che bella che è la fumazza. Grazie al tempo che ci ha omaggiato e privilegiato della fumazza. Ricordiamoci la fumazza. Guardate che spettacolo alle mie spalle, i larici che si stanno imbiondendo qua dietro. Vedete? Dorati e la montagna è la montagna del Goriane, sono molto caratteristici. Con tutti i larici dorati è veramente molto bella, forse dalle riprese non rende ma è stupendo adesso. Andiamo a vedere anche delle impronte. Cercatore di fate, non di fatte, capriolo probabilmente. Il Mangaro e le Ponze in tutta la loro bellezza. Ragazzi, è un percorso veramente che dovete fare questo qua. Ecco qua, attraversiamo questo raggio di luce. Giacomino l'ha definito così, cosa dite voi? Si assomiglia? Assomiglia, sì. Sì. Sono dei colori bellissimi. Sì, sì, del frumento proprio. Allora la pausa ristoro va sempre immortalata. Buon appetito. È onorata. È onorata. E mamma, qual è il menù di oggi? E siamo un po' monotematici, cereali, zucca, zucchina e il pesce oggi, un risottino alla pescatora. Mica male. Mancano i funghi, siamo in montagna, dai, prossima volta. No, ma i bambini non possono. I funghi. Bambini. Doriano, che diciamo? Tracce di cervo? Sì, guarda, le riconosciamo dal musetto simpatico. E logicamente anche dalle impronte. Tanto siamo saliti, tanto siamo scesi, quindi la discesa è stata abbastanza impegnativa. Adesso siamo arrivati in un punto in cui, da cui intraprenderemo un altro tratto che però è più pianeggiante verso la parte un pochettino più didattica per, appunto, del percorso per i bambini in questo senso. Guardate questa curiosità, vedete la scritta lassù? È altina, cosa saranno lì? 2,5 metri o anche più? Chissà quell'amore lì da quanti anni dura, Alla nostra sinistra, lungo il cammino appunto, adesso c'è Tarvisio qua sotto, è il valico di Coccau e davanti a noi quella prima spruzzatina di neve appunto che insomma fa sempre piacere vedere. Stanno parlando di succhi e marmellate bio. E come dicevamo l'altra volta, anche questa volta vogliamo allietarvi col momento quark di Lorenzo, che ha preso spunto da questo cartello in realtà. Lorenzo, che poi prego. È un cartello abbastanza semplice, spiega come si può formare un impluvio, quindi vediamo dalle cime le colate d'acqua che poi scavano e se voi vedete queste linette qua sono l'isoipse, quelle più grandi indicano una linea di livello di riferimento e solitamente quella successiva grande, almeno sulle carte tabacco, è ogni 100 metri, le linette invece più piccole ogni 25 metri in altezza. Super! Ecco, il percorso didattico naturalmente Tarvisio prevede appunto lungo il percorso la presenza di questi cartelli illustrativi che sono molto interessanti per i bambini perché svelano delle curiosità che fra l'altro sono utili anche per noi perché io queste cose non le sapevo e per esempio ne leggo alcune. La corteccia degli alberi ad alto fusto ha la parte rivolta a nord, generalmente ricoperta di muschio per la maggiore umidità. Oppure presenza di muschio sulle rocce orientate a nord e quindi i bambini qua si possono sbizzarrire e mettere in pratica quello che hanno anche imparato a scuola, per esempio, che hanno sentito a scuola. Continua la curiosità di questo parco, ottimo per i bambini, dove mostrano effettivamente i colori, come cambiano le stagioni. Adesso noi continuiamo. Veramente merita, scalini, ci sono
i ponticciatoli, molto 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 carino. Cosa c'è qua, Simo? Qua c'è tutta una spiegazione sugli ungulati, capriolo, cervo, cinghiale, delle cose veramente interessanti. Dovete venire proprio a leggerle con i vostri bambini. Simo, guarda qua, che bel tronco. Tu continui a discendere per gli scalini. Andiamo a vedere il prossimo pannello informativo. Eccoci qua dall'altra parte del Rio Borgo. Attraverseremo adesso questo bel ponte. Voilà, Simo, guarda che bello sto ponte, le mie due principesse, siamo quasi arrivati, bellissima camminata, splendida, veramente splendida, splendida, splendida. Ecco, siamo tornati al punto di partenza, riconoscete la cartina alle mie spalle, quindi questo giro più o meno è stato di 8 km, un 8 km qualche cosa, con un dislivello di 600? Eh sì, un pochino di salita c'è stata, però molto molto bello. Avete visto il percorso didattico, avete visto invece la parte più naturalistica e potete venire a fare anche solo il percorso didattico, che naturalmente è più breve e magari più adatto ai bambini. E quindi cosa dire, anche oggi ci siamo divertiti, vero ragazzi? Tantissimo. Veramente Quindi lo consigliamo, molto molto bello. ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e la solita frase insomma di chiusura, ci vediamo alla prossima camminata. Ciao! Ciao! Ciao!